Grazie davvero molto anche a Giuliana Ferrara, perché vedete, noi a volte non ci rendiamo, noi voglio dire gente che lavora sul territorio, non ci rendiamo conto di che cosa significhi essere un funzionario dei beni culturali che improvvisamente, ecco, e lei è un funzionario anomalo, cioè anomalo nel senso che è il funzionario che a un certo punto si è trovato in carico gli ecomusei, no? E non è mica, cioè, immaginate la sensibilità e la capacità di arrivare a dire quello che ha detto adesso, cioè il luogo deputato, che è poi quello che ha detto Roberta Tucci, ma diciamo che lei è di formazione forse più antropologa che funzionario, mentre immagino, mi permetto di immaginare, che Giuliana è proprio nella catalogazione, è il funzionario, diciamo, modello della catalogazione centrale di una regione come quella Friuli, e però ha saputo ed è stata in grado di accogliere, diciamo, una catalogazione che proprio non c'entra niente, non solo, ma di accogliere e controllare e verificare, vi assicuro con una sensibilità incredibile, le domande che gli ecomusei avanzano ogni anno alla Regione per essere finanziati. È un lavoro non solo incommiabile, fatto con grande pazienza, ma incredibile da chiedere, se ci pensate un attimo, incredibile da chiedere a un funzionario che per la vita ha fatto un altro tipo di lavoro e che chiude il suo intervento dicendo il luogo deputato è l'Ecomuseo, lo sguardo da vicino, la stessa cosa che Roberta Tucci ha ricordato prima, cioè l'Istituto Centrale del Catalogo e lo sguardo da lontano, l'Ecomuseo e lo sguardo da vicino. È molto bello, interessante, che dopo un percorso dallo sviluppo locale in cui abbiamo iniziato stamattina, attraverso la riflessione che ha fatto Roberta Tucci prima su che cosa intendiamo e comunque che cosa si intende nella cultura normativa e scientifica italiana, perché questo è, attraverso l'esperienza rovesciata, il mondo rovesciato di Corato a Siena, e attraverso invece questo nuovo richiamo. Adesso loro ci hanno parlato di metodi, dunque mi dovete dare un qualche segno per farmi capire che devo fare, perché allora io avevo pensato che loro quattro qui, e io mi tolgo perché mi voglio mettere di là per fargli delle domande, mica sempre tutta la vita di qua, e vorrei che dialogassero per capire che cosa non funziona, perché adesso io vorrei che Hug qualche volta mi dicesse non ci sono riuscito, no? Perché è possibile, cioè lui ha detto, dice abbiamo fallimentare, su 4, 3 non sono andati avanti, 1 è andato. Dico come fallimentare? 1 è andato, è una buona percentuale. Vorrei che lui mi spiegasse se in un caso, e perché, se l'ha capito, e credo di sì, non ha funzionato questo principio dello sviluppo locale, cioè non ce l'avete fatta, da qualche parte vi è riuscito di non farcela, perché qui bisogna essere paradossali con lui, e vorrei che dall'altra parte loro discutessero anche dei metodi che hanno utilizzato, perché vedete che l'Istituto Centrale, nonostante tutto, nonostante quello che magari noi dall'altra parte pensiamo, fa quello che noi negli ecomusei cerchiamo di fare, cioè cerca di prendere laureati del posto, anche i musei senesi prendono i laureati del posto, cercano di formare le persone, eccetera, eccetera. Quindi
o facciamo che discutiamo tutti insieme e non loro 4, cioè datemi un segno, no? Cioè proprio, e non facciamo il break perché sennò viene troppo tardi. No, Sono assolutamente decisivi, per cui alle 14:30 noi dobbiamo riprendere i lavori, quindi alle 13 ovviamente la mattinata va chiusa. Io direi, se siete d'accordo, di continuare e di magari ovviamente anche lasciarlo aperto. Beh, certo, se qualcuno vuole uscire perché... Però ovviamente compressa perché Ecco, no, infatti sono le 11:35, possiamo fare che lasciamo che le persone intervengano direttamente e tanto poi dagli interventi esatto. Allora, se voi volete, io farei proprio così. Vengo lì, vi do il microfono, ognuno che vuole intervenire. No, perché così vado di là anche. Do il microfono a chi vuole intervenire e naturalmente anche, è ovvio, io non ho guardato l'ala sinistra, ma anche l'ala sinistra è chiamata agli interventi, perché anzi è il confronto per definizione. Allora, chi vuole il microfono? Dichiararsi, perché Sì, non sì, tutti certo, come no. Allora, io sono Francesco Baratti, vengo dalla Puglia e mi interesso ovviamente da un po' di anni, diciamo, di temi della partecipazione al patrimonio. In particolare ho lavorato come coordinamento del progetto Mappe di comunità nel piano paesaggistico della Puglia, coordinato, come alcuni di voi sanno, da Magnaghi. Io ho sentito con interesse le relazioni e mi è parso però, volevo fare questa annotazione. All'inizio Manuela Renzetti mi sembra che sottolineava la necessità di che trasformazioni riusciamo a promuovere poi con queste catalogazioni, se no rischiamo di fare catalogazioni che probabilmente sì, possono essere partecipate, ma rischiano di non avere nessuna ricaduta o non ci danno nessuna risposta. Allora io volevo semplicemente introdurre il tema, se ho il dubbio che ho io, volevo da voi anche conforto se stiamo in Puglia sbagliando su questo. Noi abbiamo introdotto il tema delle mappe e delle schedature, chiamiamole così, sotto forma anche come dire, di ricerca di una migliore qualità della vita nelle nostre popolazioni, in termini cioè che questa ricerca sulla catalogazione doveva essere una ricerca che ponesse anche dei risultati in termini di comportamenti umani sul territorio. Parlo non so, adesso faccio un esempio del patrimonio diffuso pugliese, l'architettura a secco, penso alle grandi maestranze che lavorano le campagne pugliesi, legate ovviamente alla coltivazione dell'olio, della vite, insomma a tutta una serie di saperi e di mestieri che però, oltre ad essere schedati, hanno in qualche maniera sono stati trasformati in schede e consigli pratici di comportamento per trasformare in maniera ovviamente condivisa e sostenibile, quel patrimonio. Questo lo si è fatto in termini di redazione di schede, di passaggio, di realizzazione di un manifesto locale da parte delle popolazioni, quindi una sorta di documento condiviso dagli ecomusei, che addirittura arriva in consiglio comunale. Ora non lo so se questa è una pratica, e questi consigli comunali ratificano in qualche maniera queste buone pratiche di riconoscibilità del patrimonio e la cosa poi ancora più impegnativa è il passaggio di questi manifesti nei piani paesaggistici, quindi l'urbanistica partecipata, che qui non ho sentito parlare ma è importante perché sulla pianificazione del territorio si gioca il futuro dei nostri territori. Ecco, questo arrivo dei documenti locali, degli osservatori locali che sono gli ecomusei alla regione, perché poi c'è anche un problema di rapporti istituzionali, diventa un passaggio fondamentale se vogliamo, secondo me, dare concretezza a questi processi.
Quindi la cosa che insomma, ci tenevo a sottolineare è l'importanza che questi inventari partecipati debbano in qualche maniera incidere nella pianificazione del territorio da parte delle comunità, cioè ad un ritorno di un ruolo attivo nei luoghi della decisione, quindi delle scelte, da parte delle comunità. Problema difficile, è chiaro che c'è anche lo dico a Devarin, c'è anche un problema di dimensionamento di queste comunità. Un conto che io lavori come facilitatore in 1000 abitanti e lo riesco a fare benissimo, nel senso che costruiamo un rapporto vis-à-vis con questi cittadini e creiamo dei manifesti del paesaggio che sono, oltre alle mappe, anche scritti sotto forma di decalogo. Un conto è chiaro che io se mi confronto con una città di 30-50 mila abitanti dove ho necessità di trovare modelli, e qui entriamo negli aspetti dei modelli organizzativi che devono essere ricercati e individuati. Quindi volevo semplicemente fare questa nota dell'importanza degli aspetti dell'urbanistica partecipata da mettere in rapporto con gli inventari partecipati del patrimonio immateriale ma anche materiale. Grazie. Ah, faccio io? A chi do la parola? Io sono Lia Zola dell'Università di Torino. Volevo solo aggiungere una cosa a quanto detto da Roberta Tucci nell'analisi dei 4 termini chiave. Io in questi 4 termini chiave aggiungerei anche mappa di comunità, perché secondo me, domani ne parleremo, spero in modo più approfondito, anche le mappe sono uno strumento anche ambiguo a volte, che è molto complesso e in tanti casi io adesso le ho sempre usate come ricercatrice dell'università, quindi mai in un contesto museale, però le mappe non sono una panacea a tutti i mali, quindi una mappa di comunità non per forza risolve magari i problemi di un territorio, ci sono moltissimi problemi legati alla realizzazione di una mappa, quindi secondo me è da aggiungere forse anche a quelle parole che meritano proprio un'analisi approfondita, anche critica, come patrimonio, come memoria, come territorio stesso. Grazie, io mi occupo di ecomusei, sono venuto con l'amico Angelo Valerio per il territorio dell'Agropontino e vengo anche dall'Università Tor Vergata di Roma dove mi occupo di avanguardia, quindi di cultura d'avanguardia. Voi direte cosa c'entra, invece a mio avviso l'ecomuseo è come rappresentante della nuova museologia invece è veramente una parte importante della nostra cultura d'avanguardia, cioè di quella che dovremmo tenere tutti in considerazione. Io ho sentito tutti gli interventi e vi ringrazio per questi interventi. Ho notato che eravamo partiti con un termine, trasformazione, siamo pian piano andati verso un altro termine che era conservazione, questo l'ho notato. Poi ci ha riportato paradossalmente un rappresentante dei musei a un problema, cioè attenzione, noi dell'ecomuseo, cosiddetto, comunque che crediamo nell'ecomuseo, attenzione a non prendere quelli che sono anche i limiti del museo, cioè proprio questo aspetto un po' nostalgico che a volte ritorna fuori in continuazione, perché se il fine deve essere quello della trasformazione, qui lo dico chiaramente, il nodo centrale è la parola processo, il processus, come diceva Hugh Devarin. Se il punto centrale è il processo che andiamo ad attivare, a questo punto anche i fallimenti che sono inevitabili sono fallimenti a metà, perché intanto ho attivato un processo nuovo. Questa cosa è fondamentale, perché ha 2 ricadute secondo me, e non dobbiamo avere paura di dirlo. Una che è di natura pedagogica, cioè anche qui ho letto qualche testo e spesso si parla anche di pedagogia, mi sembra Hugh Devarin parli proprio di pédagogie globale. E qui voglio unirlo, dovrebbe essere collegato anche giustamente a tutta una pedagogia nuova, che è la pedagogia ovviamente libertaria, della liberazione. Tutto questo chiaramente comporta una fase della popolazione che sia attiva e non passiva, altrimenti non c'è secondo me bisogno dell'ecomuseo. Cioè si fa un lavoro di antropologia, di etnografia, etnologia, ma non c'è un processo nuovo per cui diventa necessario l'ecomuseo. E qui l'altra parola che non bisogna aver paura di dirlo è che l'ecomuseo ha delle ricadute politiche,
perché se un processo nuovo porta alla partecipazione attiva di tutta la comunità e quindi non pratiche calate dall'alto, c'è un modo nuovo di fare le cose, di fare pedagogia che non è quella della scuola, e io sono anche insegnante e vedo tutti i limiti come dei musei anche della scuola, e quindi il processo diventa anche politico automaticamente. Quindi secondo me abbiamo in mano uno strumento davvero enorme, che se lo utilizziamo per quello che va utilizzato va a scardinare profondamente dalla base i rapporti sociali. E quindi è chiaro, e sono perfettamente d'accordo con l'intervento precedente del collega Pugliese, attenzione, perché noi dobbiamo trasformare anche il nostro modo di vivere, le comunità lo devono cambiare, non noi che diciamo alle comunità come lo devono cambiare, ma la comunità stessa nel momento in cui si rende conto che può essere protagonista, a quel punto lo cambia. Il problema è che oggi non riesce più a cambiarlo. Noi siamo partiti dall'Agropontino, ricordo ancora una scena, noi abbiamo dei paesi montani anche sopra che dominano l'Agropontino, salgo un pomeriggio sabato nella cittadina di Sezze, che è poco in altura sopra Latina, e vedo un serpentone di macchine che scende giù il sabato pomeriggio. Chiedo, arrivato a Sezze, agli amici: perché state scendendo? Non lo sai, il sabato vanno tutti ai centri commerciali giù a Latina. Ecco, quella è una domanda che mi faccio: perché questa gente che ha un paese bellissimo a Sezze, tutti quanti scendono per andare in un luogo, cioè in un luogo che non è di nessuno, dentro il centro commerciale, e non restano lì perché evidentemente non sentono più nulla di quella comunità? Ecco, a partire da queste domande che sono semplici, però dico io, partiamo dal presente, da un problema presente che la gente avverte, anche se non con molta consapevolezza. Noi dobbiamo essere delle guide, semplicemente, far prendere consapevolezza perché accade questo, come potete stare meglio, e possono stare molto meglio, andando a ricercare tutto il passato dietro, però poi dopo, come un arco che torna indietro per prendere la mira, poi la freccia viene scagliata in avanti. Tanto più dal presente si prende la mira bene nel passato, poi si va però a trasformare. Grazie. Ma io faccio i complimenti a questo convegno perché penso, non so se ce ne sono stati altri di convegni di questo tipo, che hanno messo insieme, diciamo così, la necessità, un tema sicuramente trattato da sempre, che è l'inventario e la catalogazione, con una necessità trattata separatamente, che è quello della partecipazione, partendo dalle esigenze della popolazione di ritrovarsi, diciamo così, in un territorio, in un luogo, e definire sul patrimonio quelle che sono le prospettive, i lineamenti di un processo di sviluppo locale. Credo che il principio, diciamo così, innovativo ed eversivo insieme sia quello in un convegno di aver messo insieme inventario, catalogazione, insieme al bisogno, diciamo così, di dare una prospettiva ad un territorio. Credo che il principio sia quello che abbia ispirato, diciamo così, questo convegno, se no probabilmente rientriamo nei canoni di un convegno dedicato alla catalogazione o di un convegno dedicato agli ecomusei e alla partecipazione. Quindi se questo è lo spirito, lo ritengo eversivo e innovativo questo convegno. Questa è la prima considerazione. La seconda considerazione è, per gli interventi che sono stati dedicati, diciamo così, a un po' al codice dei beni culturali e dell'ambiente, e ritornando, diciamo così, ai passaggi della nostra normativa che ispira anche le leggi regionali, anche il ruolo degli enti territoriali, quindi anche delle regioni e dei comuni, mi viene sempre da dire che comunque la nostra normativa è una normativa che, per quanto è bella, obbliga comunque gli enti territoriali a vivere il ruolo dell'inventario e della catalogazione come non un processo, ma un procedimento amministrativo, purtroppo. C'è poco da dire.
c'è poco da dire. E devo anche dire che laddove gli enti territoriali, gli enti locali lo fanno, sono anche bravi, perché se non lo fanno il rischio davvero è che si perda il patrimonio. Quindi lode al fatto che una regione e degli enti locali lo facciano. Nell'Ecomuseo di Argenta la mia amministrazione con l'Istituto per i Beni Culturali la catalogazione l'hanno fatta. Quando abbiamo fatto la mappa di comunità abbiamo fatto l'inventario, non la catalogazione, l'inventario l'abbiamo fatto secondo una percezione diversa che la popolazione ha voluto seguire. Non c'è stato però un'interazione tra quella che è stata una catalogazione vera e propria fatta dall'Istituto per i Beni Culturali con quella che è stata una necessità di inventario, di ritrovare dei luoghi, dei monumenti, dei segni veri e propri sul territorio che la popolazione ha voluto fare. L'ha voluto fare in un altro modo. Lì probabilmente c'è stato un elemento di rottura su cui non abbiamo indagato adeguatamente. E questo è un elemento che dobbiamo sicuramente recuperare. Cosa voglio dire con questo? Dov'è che invece la catalogazione è stata sicuramente, ha dato degli elementi di dinamicità e di interazione con la popolazione? Laddove la relatrice Roberta Tucci ne ha parlato, nel patrimonio immateriale delle feste, laddove il collega di Siena ha individuato delle modalità diverse di interazione con la popolazione perché non solo il catalogatore che è del luogo ma anche con la popolazione hanno individuato delle modalità e degli elementi di affettività estremamente importanti. Ecco, nella definizione della heritage, bene culturale che ha di per sé un vincolo di tipo normativo, eccetera, c'è comunque un risvolto in tutti questi passaggi che quando comunque inventario e catalogazione ha comunque anche in sé un elemento di affettività non statico, bisogna chiedersi quando è che questa interazione diventa comunque espressione di volontà per intervenire sul territorio e diventa un processo di trasformazione di quel territorio, quindi un processo di sviluppo locale, perché ancora io questo non lo vedo, perché se inventario e catalogazione non è di per sé un orientamento, una volontà che esprime quel gruppo o più gruppi o più attori locali perché quell'inventario diventi un progetto di sviluppo locale, la catalogazione è ancora fine a se stessa, sicuramente di tutela, non ancora di valorizzazione come diceva Manuela Renzetti. E non è detto che la valorizzazione corrisponda al fatto che il bene culturale in sé abbia di per sé una destinazione culturale, può avere una destinazione di tipo socio-economico per contrastare anche lo spopolamento dei luoghi. Noi dove siamo intervenuti con le mappe di comunità, il nostro primo obiettivo, penso ad Anita, penso a Benvignante, è stato quello proprio di contrastare lo spopolamento dei luoghi in complessi monumentali estremamente importanti anche del patrimonio UNESCO. Andavamo, cioè il rischio che dovevamo affrontare, contrastare, erano frazioni intere che andavano spopolandosi perché i complessi scolastici erano abbandonati, non ospitavano più la popolazione studentesca e dovevamo in un qualche modo rivalutare come quei complessi dovevano essere riconvertiti anche economicamente, anche nelle funzioni sociali. Non potevamo fare un ulteriore museo o un ulteriore contenitore culturale e quindi dove andavamo in un qualche modo a consolidare la struttura c'era da chiedersi quali interessi economici poi all'interno andavano a richiamare interessi e, diciamo così, attrattività da parte di operatori economici e sociali. Quindi questi sono un po'... Allora, perché per esempio non introdurre il ragionamento, del bene meritevole o del complesso dei beni meritevoli, che è proprio quel meccanismo che ti fa superare il ragionamento del bene puntuale o del bene culturale come norma giuridica o del heritage come eredità, ma di quel meccanismo come bene meritevole o merit goods che ti fa pensare invece che c'è un processo per cui una popolazione pensa o più attori locali pensano che lì vada innescato un processo di volontà condivisa perché lì c'è una prospettiva che si innesca per il presente e per il futuro. Era Nerina Baldi, per chi non la conosceva non l'ha detto.
Grazie. Silvia Mascheroni, come diceva Luigi, come Italia, ma anche con Museo Urbano Metropolitano Milano Nord. Proprio grazie al privilegio di occuparmi di questi due osservatori professionali contigui, anche se diversi, volevo appunto condividere con voi questa riflessione su quanto gli elementi di innovazione nei processi partecipati degli ecomusei, come diceva prima chi mi ha preceduto, sono davvero un segno e una pratica d'avanguardia nei confronti dei musei. Io mi occupo di educazione e di mediazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, e sempre di più i musei, quelli ovviamente più sensibili, anche se sono ancora numericamente parlando molto pochi, acquisiscono questi processi partecipativi di condivisione della conoscenza, di costruzione dei saperi, a partire dall'assunto che il patrimonio è processuale e non sostanziale. Quindi l'attenzione e la preoccupazione che è stata posta all'inizio sull'importanza dei temi del monitoraggio, della valutazione di impatto, è ovviamente una preoccupazione che riguarda tutti i processi partecipativi di trasformazione che sappiamo bene per essere verificati e valutati hanno bisogno di tempi molto lunghi, cioè di una valutazione longitudinale, come si dice, e di un accompagnamento nel tempo, rispetto ai quali non ci sono pratiche e metodologie non dico consolidate, ma neanche, come dire, praticate attualmente, cioè si va per esperimenti. Quindi la proposta è quella di avere queste attenzioni, di cercare insieme di costruire invece dei repertori di procedure, di strumenti che possono davvero servire e poi essere condivisi, perché questo aspetto del che cosa cambia, quanto e come rispetto a quello che si fa, secondo me è sempre più importante. L'altra considerazione è appunto quanto queste pratiche ecomuseali, per esempio, sono state assunte dalle avanguardie nell'ambito della creatività. Sto pensando all'arte contemporanea, sto pensando al design, cioè quindi anche questo è un fenomeno estremamente interessante di come le pratiche ecomuseali hanno cioè sono in risonanza, hanno, come dire, dialogato, interrogato le pratiche artistiche, le espressioni artistiche. Mi sembra una riflessione da in qualche modo tenere presente. La seconda riflessione riguarda l'elemento di traduzione che Roberta Tucci poneva rispetto a eredità culturale, perché già chi si era occupato, cioè Un faro per Venezia, la comunità patrimoniale di Un faro per Venezia aveva affrontato questo problema della traduzione terminologica, no? Cioè di questo slittamento da patrimonio a eredità. E lo stesso succede per quanto riguarda la pédagogie du patrimoine, per cui per esempio in Italia, Luigi lo sa perché occupandoci di carta delle professioni museali, c'è stato e c'è tuttora un dibattito rispetto a educazione e mediazione, e quindi chi fa educazione e mediazione nel museo rispetto al concetto di pedagogia del patrimonio, che è una cosa diversa, cioè come dire, intraducibile per l'Italia. Quindi penso che uno slittamento semantico ci sia sempre e bisognerà prestare molta attenzione rispetto anche al contesto culturale di riferimento. L'ultima cosa che volevo dirvi, a completamento di quanto ha detto Luigi per ICOM, musei e paesaggi culturali è un tema che è stato assunto anche dalla Commissione Educazione e Mediazione. Stiamo mettendo insieme una bibliografia di riferimento, ovviamente la curvatura, il punto di vista nostro è quello dell'educazione e della mediazione ai paesaggi partecipati, culturali e interculturali, perché anche questo è un tema secondo me molto importante proprio nella costruzione di cittadinanze interculturali di cui oggi insomma si sente sempre più la necessità. Questa bibliografia sarà messa a disposizione di tutti ovviamente sul sito di Comitalia e vorremmo che fosse un lavoro in crescita, in progress, nel senso che appunto che fosse un processo partecipato. Grazie. Allora io invece a Hugues sì, io davvero vorrei chiederti, perché sono curiosa, quando uno si presenta a una comunità, ah sì, scusate,
No, scusate tanto, no, ma è anche una cortesia nei confronti degli altri. Scusatemi. Dunque, io vorrei chiederti se ti è mai successo di trovarti in seria difficoltà perché l'intervento innescato durante la passeggiata, cioè il processo, meglio, scusami, non il tuo diretto intervento, ma il processo che si innesca durante la passeggiata è un processo altamente conflittuale. Conflittuale. Très fortement, nel senso che tu ti trovi in mezzo a 2, 3, io di più, ma insomma comunque almeno 3 gruppi che confliggono con portatori di memorie diverse, perché di formazioni diverse, di esperienze totalmente diverse, e quindi con obiettivi, diciamolo sul lungo periodo, e progetti completamente diversi. Per cui tu chiedi, ma qui che c'è, cioè, che state facendo? E si scatena una reazione terribile. Non ti è mai successo di dire, ma io da questo posto me ne vado, che si arrangino, che facciano quello che vogliono?